Belli e bravi, con i quali parliamo di un festival di cabaret che è ormai arrivato alla seconda edizione, che vede protagonista Piazza Armerina, che vede protagonisti tanti giovani cabarettisti emergenti, e anzi inizio a pensare che questa astronave potrebbe diventare una valvola di sfogo. Salutiamo lo speaker senza radio, buonasera, benvenuto, e la bellissima Mariangela Tuni, buonasera. Bene, facciamo una piccola precisazione, sì. Non è lo speaker senza radio, esatto, ma c'è anche una persona che devo salutare, l'altro mio socio. Siamo speaker senza radio da 15 anni, lui si chiama Angelo Franzoni, in questo momento è a Milano. L'hai fatto fuori? No, è a Milano, ospite in un programma televisivo, attenzione non faccio nessuna concorrenza, una web tv creata da Roberto Ferrari di Radio DJ, lui è ospite a Milano, quindi seconda edizione, comincio a parlare con te di questo festival bello che vede protagonista Piazza Armerina e soprattutto vede protagonisti giovani cabarettisti emergenti che hanno voglia di farsi conoscere. Sì, devo dire che Cabarettiamo è iniziato tutto così per gioco, però la seconda edizione ha preso comunque molto più valore, perché comunque i nostri cabarettisti hanno avuto una grande vetrina e non solo, per noi è un grande orgoglio perché sono riusciti ad avere altri contatti di lavoro e stanno facendo veramente una tournée molto importante, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Abbiamo avuto anche l'onore di avere ospite il vostro carissimo collega Sebastiano Piccone, che è stato, è stato con noi qui alla finalissima di Cabarettiamo 2. Io lancio un po' la freccia a te, caro Ruggero, perché no, stiamo già preparando Cabarettiamo 3, avere te per noi alla finale è un grande piacere, vero Andrea? Assolutamente sì. Tra l'altro infatti noi, è vero, abbiamo concluso questa finale circa una settimana fa, abbiamo dato un premio a un nome della TV, perché tra i concorrenti è stata enorme piacere e poi ha anche vinto, abbiamo avuto Pipito Nella. Ma che comunque negli ambienti ha vinto meritatamente. Senti, Andrea, ti chiedo come mi è venuta l'idea di creare un festival del cabaret? Allora, tutto nasce da due strade diverse, se vogliamo, quella dei Senza Radio, questo duo, e la bellissima Mariangela Turi. È bravissima, perché sono lavorando assieme, è bella. Succede che noi in radio, insomma, sperimentiamo sketch radiofonici, scherzi, eccetera, eccetera, e più volte ci siamo trovati poi nei palchi, o come ospiti o come presentatori. Abbiamo sentito il rumore anche della nostra compaesana, perché viviamo tutti a Piazza Armerina, della brava e bella, ripetiamo, Mariangela Turi, e un giorno ci siamo incontrati. Ma scusate, noi siamo brutti, forse un pochino bravi, tu sei bella e sei brava, facciamo qualcosa insieme, facciamo ridere insieme alla gente, ed è nato il Cabarettiamo. Ma che bravi ragazzi, che bravi! Mi faccio la domanda, ma so che rispondere che com'è il livello a Cabarettiamo? È buono? No, devo dire che il primo anno avevamo un po' paura, siamo sinceri, perché comunque essendo un programma emergenti, certo. Però abbiamo avuto degli ospiti veramente molto carini, dei concorrenti molto carini, e quest'anno naturalmente il livello è salito. Che bello! E quindi speriamo più. Quando comincia la terza edizione? Dicembre 2016. E come si può fare per mettersi in contatto con voi? C'è un Facebook? Sì, c'è proprio il gruppo su Facebook, si chiama Cabarettiamo, quindi facile da trovare. Se volete c'è anche il sito dei Senza Radio, cercate su qualsiasi motore di ricerca Senza Radio scritto tutto unito e vi appare il nostro sito, e lì c'è proprio la pagina dedicata al festival. Anche perché c'è un premio pure da dare. Bravi ragazzi, vi posso chiedere una cosa? Volevo chiudere con una chicca, perché voglio anche ringraziare pubblicamente il Festival del Cabaret Emergente di Modena, che è un festival della comicità, appunto emergente, lo dice il titolo stesso, più antico di noi perché arriva alla sua 26esima edizione. È nata una bella joint venture, infatti da quest'anno, quindi a seguire, tutti i finalisti e tutti i primi classificati andranno a Modena alla prefinale nazionale. Bravi ragazzi, bravissimi! Vi chiedo qualcosa, prendete posto da quella parte, con l'applauso dello studio! Andrea e Mariangela prendono posto e non so che cosa ci aspetta, ma sicuramente tante risate. È il momento di Andrea e Mariangela. Ecco. Bene, grazie, innanzitutto un grazie veramente caloroso alla redazione che ci ha invitato qui in questa bellissima trasmissione Tele Sicurissime. Sono Andrea Lombardo, nome d'arte Senza Radio, tanti anni di radio, quindi noi oggi siamo qui anche per fare uno sketch. Ah sì, scusate, dimenticavo di presentare qui la bellissima showgirl famosissima che si chiama Mariangela Turi, ma facciamo un applauso alla showgirl. Diciamo, oggi siamo qui un po' in veste da ideatore per il Festival del Cabaret, quindi ci buttiamo anche noi, sperimentiamo anche noi. Oggi faremo quindi uno sketch di un livello, se vogliamo, culturale.
Cosa succede? È aperta, è chiusa, è corsi di edizione. Sì. È chiaro che essendo 15 anni di radio così, è chiaro che sono anche un uomo di cultura. Cosa succede? Allora, è aperta, è chiusa. Non è che ogni volta che uno parla di cultura te ti fai gli esercizi, vai. Poi sì. Che è successo? Andrea, non è vero che la devo ingrassa. Guarda che si chiama. Ma fammi fare. Andrea, mettiti la panza, mettiti a dieta. Ma io già sono a dieta, io sono a dieta, faccio la dieta del religioso. E cioè? E mangio ogni ben di Dio e prego di non ingrassare. Ha fatto la battuta, sta parlando il grande uomo da copertina. Ma è chiaro, io sono, non si vede, un uomo da copertina. Ogni sera arrivo a casa, divano, TV e copertina. Sono un uomo da copertina. Sì, cari signori, ma andiamo avanti con lo spettacolo. Non può iniziare uno spettacolo con uno stacchetto, perché la vostra Mariangela vi regala da brava ballerina uno sballetto meraviglioso che questa sera... Mariangela, per favore, ormai è superato lo stacchetto anticipato dal corpo di ballo. Io chiedo scusa, qui c'è un bellissimo corpo di ballo, ci sono anche tante belle ragazze. Facciamo un applauso a queste belle ragazze che tra l'altro sono belle che pronte anche per le feste. Abbiamo già lei vestita per il prossimo Natale, poi abbiamo qui un bel uovo di pasta. Insomma ragazzi, che succede? Cosa stai dicendo? Ma noi dobbiamo fare un tipo di varietà diverso, più dinamico, contro le cadute di stile. Sì, ma io con che cadute di stile questa sera vedo altri tipi di cadute, tesoro, scusami, permettimi. Queste battute fuori moda, queste battute... Guarda, gli stipulisti fanno anche la moda, ma allora signori, io so anche sfilare. 5 stelle. Mariangela, per favore, riprendi. Allora, è chiaro che io e Mariangela non possiamo andare d'accordo, lo dico qui di fronte alle telecamere di Telesicurissimi. Abbiamo due idee di cabaret diverso, ci possiamo anche salutare qui. È chiaro che io non vado d'accordo con le osse, chi mi conosce lo sa, infatti sono 10 anni che non pago le tasse. Ma che cosa c'entra, Andrea? Ma si sa, quando non paghi le tasse arriva la mora, cioè è chiaro, a me piacciono le more, cioè voglio dire. No, veramente, no, Andrea, sai cosa ti dico? Cioè, io ho tantissimi anni di esperienza di presentazione e presentare con te io mi rifiuto. E credimi, io voglio accanto un collega più intelligente. Ma un ultimo consiglio però te lo voglio dare. Prendi tanta, ma tanta vitamina D. La vitamina D serve a aumentare l'intelligenza umana. Hai capito? Vitamina D. La vitamina D. La vitamina D chi? Andrea, sei un idiota. Oltre ad essere un senza radio, sei proprio un idiota. Un idiota. Bene, allora possiamo finalmente cominciare il nostro sketch di cabaret per un livello culturale un po' diverso se vogliamo, quindi possiamo anche andare avanti sicuramente. Ma io avevo preparato delle battute proprio a tempesta, sai, a bomba, cabaret intellettuale e che... Che stolto, ma come viene a Telesicurissimi, ma dai, funzionare così bene, perché le ali, i conduttori sono veramente in gamba. Grazie a Mariangela Tuli, guarda cosa arriva per te Mariangela, direttamente dalla nostra Pane, zucchero filato e per la dieta che mangio ogni ben di Dio è perfetto. Ci prendiamo solo un istante e poi riparliamo, ci sarà